Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del magazine di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, salve a tutti. Mi sa che tu andrai a parlare di un film, vero? Sì, sono andato a pescare un film molto interessante, secondo me, molto carino, un film francese. Tu sai che io sono un po' fissato con i francesi, ma effettivamente molta della loro produzione è veramente di buonissimo livello, soprattutto poi le commedie. In questo caso stiamo parlando di 8 Rue de la Humanité, un film che potete trovare su Netflix. Il regista è Danny Boone, ovvero il regista che poi è stato quello che ha scritto ad esempio Giù al Nord, Niente da dichiarare. Peraltro da Giù al Nord poi fu tratto Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che era in sostanza un remake dello stesso identico film. In questo caso quello che mi è interessato è che si tratta un po' il tema del lockdown. Non ho mai visto fino adesso film o serie televisive che si occupavano di questo che è stato per tutti quanti noi un momento abbastanza particolare della vita di tutti quanti, insomma tutti chiusi dentro casa. Ebbene, una storia ambientata proprio durante il lockdown a Parigi, in un piccolo condominio dove ci sono umanità varia di tutti i tipi. Si incontra l'influencer YouTube, la musicista che vorrebbe sfondare con una canzone dedicata alla pandemia, peraltro, il titolare di un laboratorio che cerca di realizzare un vaccino contro il Covid, e poi Danny Boone stesso, che fa la parte di una persona assolutamente fissata, ipocondriaco, che va in giro spruzzando igienizzante un po' ovunque. Insomma, una storia veramente gradevole, con un finale, ve lo dico subito, toccante da fazzolettini Kleenex veri. Insomma, gradevolissima, una commedia agrodolce, diciamo così. Mi ha colpito, ho cercato un po' di informazioni su questo giovane compositore che si chiama Alexandre Lecluse, che è un giovane compositore francese che si è formato al Conservatorio di Parigi nel 2012, cioè, quindi pensate quanto è giovane, dove ha studiato orchestrazione, armonia, arrangiamento jazz. Allora, mi è piaciuta tantissimo la sua colonna sonora, perché sapete, io ultimamente quando cerco di ricordarmene le colonne sonore, cioè nel momento, se io durante una serie televisiva mi rimane impresso un tema o una costruzione musicale sorprendente, io credo che allora quella colonna sonora meriti di essere in qualche modo narrata e promossa. Se invece sta lì per fare arredamento, secondo me è funzionale, come ce ne sono tante, ma non lascia niente di quello che ci lasciavano una volta le colonne sonore. Questo vale sia per il discorso se è una colonna sonora con i famosi temi orchestrali, ma anche se è di sound design, cioè si può essere incisivi sia con un linguaggio o con un altro. E invece tu di che cosa mi parli, caro Massimo Privitera? Di una riscoperta, perché ultimamente che mi sono potuto ridare un po' alla serialità televisiva con una certa costanza, sono andata a beccare insieme alle figlie e alla compagna. Questa serie si chiama The Umbrella Academy, è su Netflix, come il film di cui hai parlato tu. Questa serie molto fantascientifica, un po' gli X-Men però giovani, cioè ragazzini, tutti nascono all'improvviso in varie parti del mondo da donne che rimangono incinte in quel momento e partoriscono in quel momento stesso 8 bambini. Questi 8 bambini tutti con dei poteri straordinari, tranne una, e li rivediamo tanti anni dopo con il loro mentore che li ha adottati a uno. Ci saranno tante vicissitudini e devo consigliare a tutti gli amanti delle serie tratte da fumetti dark, effetti speciali incredibili, musiche di Jeff Russo e di questa persona, questa donna, credo che sia Perrine Virgil, che non conoscevo, molto d'impatto l'uso sempre di violoncello come elemento primario d'elezione della colonna sonora,
è assai interessante. Andatela a recuperare, sono 2 stagioni già chiuse, belle che complete, su Netflix. Allora, con questi nostri consigli si conclude anche questa nostra puntata. In questo caso noi abbiamo parlato di film in streaming, ma mi raccomando, andate al cinema. Ciao! Ciao!